Lanciano l'allarme sindacati e imprese che chiedono interventi immediati. Un decreto d'urgenza invocano CGIL e UIL per fermare i cantieri quando si toccano i 33 gradi. Stop anche per le altre categorie più esposte, chiede oggi il leader della UIL Bombardieri, gli agricoltori, i rider, i camionisti. Già operativo uno strumento ideato da INAIL e CNR, un sito che colora le aree del paese in base alle temperature e ai rischi per i lavoratori. Questa, ad esempio, la situazione in questo momento con buona parte dell'Italia in zona rossa. Sul tavolo anche un protocollo con indicazioni organizzative su orari, pause, supporti anticalore. Una proposta che trova d'accordo il presidente di Confindustria Bonomi, ma con tempi troppo lunghi, dice il sindacato. Non è il momento dei protocolli, attacca il segretario della CGIL Landini. Bisogna agire subito usando la cassa integrazione. Martedì il prossimo incontro